successo? E c'è anche il ricordo della sala. No, venite qua, scusate. Belle queste memorie del passato, no? Che sono riemerse nella loro bellezza, una tradizione che non tramonta mai anche a Olosei. Chiara vi consegna il simbolo, il segno di questa serata. Facciamo un applauso a Sostenores. Grazie a voi. Il nostro viaggio adesso fa tappa in Goceano, altra bellissima, storica subregione della nostra isola, dove oltre al canto a tenore fa capolino il ballo, il suono, gli abiti belli della tradizione. Attraverso anche la testimonianza di questa nuova formazione, sicuramente anche l'ultima che è nata nella nostra isola nel 2024, ma il debutto lo si è avuto quest'anno all'interno della cavalcata sarda di Sassari. Però la storia di questa comunità si perde un po' nella notte dei tempi, perché i balli da piazza all'interno delle feste più belle, come la festa patronale in onore di Sant'Elena Imperatrice, la festa in onore di San Giovanni Battista, poi anche le feste conviviali, hanno visto il ballo sempre grande protagonista, e i ragazzi e le ragazze che saliranno, prenderanno possesso di questo palco, arrivano anche da famiglie notoriamente storiche legate al ballo e anche all'abito. Facciamo un applauso al gruppo folco di Benetutti. Eccolo qua, finalmente, avemus Papa, non sono Leone XIV. Parlavo quindi di Benetutti, di questo paese, di questa comunità fortemente legato quindi alla sua tradizione, legata alla sua tipicità, anche attraverso il suono dell'organetto diatonico. Ci hanno portato una giovanissima promessa, facciamo un applauso a Giuseppe Roccu. Giuseppe. I balli di Benetutti sono quelli che rigorosamente portano dalla piazza direttamente sul palco, come il primo Sapresentana, gruppo folk, Benetutti.
memorie e passioni che riemergono nella bellezza dei balli del gruppo folco di Benetutti, e lo fa anche con la sua dovuta forza identitaria, come il secondo ballo di corteggiamento, Sadanza.